Il blues è in fin dei conti la ribellione a questi continui soprusi da parte della gente che ecco, odia i negri, odia la gente di colore. E possiamo dire che c'è una relazione tra i negri e noi, no? Praticamente. C'è ancora purtroppo questa rivalità, questo diciamo razzismo nei confronti dei meridionali, no? C'è, perché lo vivo, l'ho vissuto e sono convinto che c'è. Ed è proprio questo che bisogna abbattere, queste barriere verso questi napoletani, questi terroni che continuano ad essere un po', diciamo così, incivili, no? Ma bisogna andare in fondo alle cose per capire effettivamente perché uno è incivile. Niente, io la amo e la odio questa città, una realtà tutta particolare, una città che è piena di stress, di un ritmo che ti porta alla pazzia quasi, no? La canzone è stata sempre un qualcosa che ci ha permesso di dire la verità delle cose. Nel momento in cui fai un disco, nel momento in cui fai parte di un certo tipo di circuito, sei strumentalizzato. Però cercare di usare quel tipo di cose per cambiare qualche cosa, anche se in minima parte, anche se solo su un discorso napoletano, un discorso musicale. L'importante è cominciare a fare delle cose, no? Nuove, fare delle cose diverse.